Amici di Radio Guest, buon pomeriggio o buona mattina o buon weekend in generale. Siamo arrivati quasi alla 30ª puntata, la puntata numero 29, questa di Radio Guest, e ogni volta abbiamo ad ogni puntata un ospite diverso e illustre. Saluto in questo caso Guido Comis. Buongiorno, grazie. Grazie Guido per essere qui in Radio Guest. Guido Comis è nel mondo delle mostre, dei musei, un curatore di mostre, ma non so se è proprio corretto, perché ho letto il suo curriculum che è veramente invidiabile. Ma chi è Guido Comis? Bene, grazie. No, la definizione di curatore è appropriata, nel senso che al momento ho un titolo un po' complicato: direttore del servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell'ente regionale per il patrimonio culturale. In particolare mi occupo di Villa Manin e del Magazzino delle Idee a Trieste, ma prima di appunto assumere questo incarico così impegnativo nella pronuncia sono stato a lungo curatore di mostre in particolare, quindi non direttore di un'istituzione, ma mi occupavo proprio dell'organizzazione, dell'ideazione, dell'organizzazione di mostre d'arte, in particolare di mostre di artisti dell'inizio del Novecento. Cito qualcuno degli artisti di cui mi sono occupato: Paul Klee, René Magritte, Man Ray, di cui in realtà avevo organizzato una mostra anche proprio qui a Villa Manin alcuni anni fa, e quindi appunto questo è il mio ruolo, e in questo ruolo adesso mi occupo della programmazione anche espositiva della villa, ma anche della gestione della villa in quanto bene culturale in sé. Lo ha accennato lei, direttore del servizio catalogazione e promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio. L'acronimo è legato ovviamente anche all'ERPAC della nostra regione FVG. I musei hanno subito forse una delle batoste più grosse a causa della pandemia, a causa delle restrizioni e delle chiusure, insieme anche ad altri soggetti come le palestre o piuttosto che impianti sportivi. Come avete vissuto invece all'interno dei musei e che cosa avete fatto? Sì, è stato brutto, nel senso che abbiamo molto lavorato per organizzare delle mostre, per organizzare un'attività espositiva, e questa attività espositiva in particolare nell'ultimo autunno si è fermata, e quindi è stato un peccato perché non abbiamo potuto rendere così visibile come avremmo voluto non dico il frutto del nostro lavoro, ma il contenuto delle esposizioni che abbiamo organizzato, perché non è tanto il lavoro che qui conta, ma quanto quello che si sarebbe voluto poter mostrare ai visitatori. Però abbiamo approfittato di questo periodo per fare delle cose che comunque saranno utili, spero, nel breve termine. In particolare abbiamo lavorato molto sulla promozione di Villa Manin, sulla valorizzazione di Villa Manin, che è stata a lungo in passato utilizzata soprattutto come contenitore di mostre. Io stesso sono uno dei responsabili appunto di questo uso, perché appunto, come accennavo poco fa, io stesso ho organizzato qui una mostra a metà degli anni del 2014 precisamente, una mostra dedicata a Man Ray. Ma dicevo, prima che essere un contenitore, Villa Manin è un interessantissimo contenuto in sé, è una dimora ricca di storia, un'architettura straordinaria, che sembra nata così, sembra rispuntata quasi per miracolo nel mezzo della campagna. E quindi abbiamo lavorato a delle installazioni multimediali, a delle nuove forme di lettura e di promozione della villa, che già adesso in realtà solo nei giorni infrasettimanali, purtroppo, perché adesso c'è concesso di aprire solo nei giorni infrasettimanali, sono visibili al pubblico. Quindi abbiamo sfruttato questo periodo in cui non potevamo più di tanto dedicarci alle aperture per lavorare dietro le quinte, e quindi per produrre nuovi contenuti che già adesso sono accessibili. Certamente è stato penoso per noi dover aspettare così a lungo prima di poterli mostrare, cioè non avere il contatto diretto con il pubblico, che è una cosa a cui teniamo molto. A proposito di Villa Manin, certe sale non sono ancora accessibili appunto per motivi di restauro. Si sa quando riapriranno anche queste aree, ma soprattutto con quale novità, con quale mostra, magari con quale evento? Il 2021 è il bicentenario della morte di Napoleone. Sappiamo appunto che ruolo abbia avuto Napoleone
per Villa Manin, insomma la villa si lega e riaprire nell'autunno, o perlomeno di aprire, se non tutta la villa, almeno alcune sale in più rispetto a quelle che sono aperte già adesso, perché in realtà la villa al momento non è chiusa, ci sono ampi spazi che sono visitabili, c'è una mostra dedicata ai Magredi che è visitabile, ci sono queste nuove installazioni multimediali che sono visitabili, il magnifico parco di Villa Manin è aperto al pubblico. Comunque dicevo, nel corso dell'autunno contiamo di poter presentare al pubblico una mostra che ricordi così la permanenza di Napoleone a Villa Manin e quindi insomma di poterci ripresentare al pubblico con un'iniziativa certamente interessante e soprattutto che si lega a un nome che tutti conoscono, ma che quello di Napoleone appunto, ma che merita di essere approfondito. Beh, credo che sia una delle sedi migliori per ripartire e con un soggetto che sicuramente ne ha dato le caratteristiche appunto con Napoleone. Quindi grazie anche per questa anticipazione su Villa Manin. Prima di passare al magazzino delle idee, volevo farle una domanda sull'importanza delle mostre in generale, quindi il messaggio che una mostra vuol dare, ma anche quello che è il vostro pubblico, a quale pubblico vi state rivolgendo con le vostre iniziative. Le mostre hanno innanzitutto, credo, la funzione di risvegliare l'interesse del pubblico per gli artisti che si presentano e quindi di far conoscere gli artisti, ma soprattutto di mostrare perché quegli artisti sono interessanti, cioè non devono essere delle cose pedanti, delle cose noiose, ma devono cercare di appunto rendere chiaro perché gli artisti che sono famosi lo sono e quindi hanno un ruolo importante, perché appunto devono servire da trade union, da punto di collegamento fra gli artisti e il pubblico appunto. Ma le mostre possono raccontare anche tante altre cose, non solo l'arte, ma il territorio. Per esempio, dicevo, il servizio che dirigo ha come fra le proprie finalità la promozione e la valorizzazione del territorio, e accennavo prima al fatto che abbiamo qui a Villa Manin in corso una mostra dedicata ai Magredi, che sono uno spazio affascinante, e i Magredi sono oggetto delle fotografie di alcuni appunto artisti friulani. Quindi la mostra sui Magredi è un'occasione per riscoprire e per mettere a fuoco alcuni degli aspetti del territorio dei Magredi. Quindi le mostre possono servire a promuovere gli artisti, possono servire a promuovere il territorio, e, insomma, devono suscitare curiosità. Io appunto mi auguro soprattutto questo, che il pubblico cui ci rivolgiamo, che siano bambini, che siano storici dell'arte, che siano persone che ci capitano per caso, trovino tutti qualcosa che suscita la loro curiosità, e qualunque sia il livello di lettura rivela qualcosa di nuovo rispetto a quello che viene presentato. Certo, un'occasione sicuramente per toccare, mi passa il termine, con mano quella che potrebbe essere la storia o l'artista o comunque anche il nostro territorio, e anche un veicolo per conoscere ancora meglio e avvicinarsi. Un'altra grande occasione, l'ho accennato lei a inizio intervista, è il magazzino delle idee. Di cosa si tratta? Il magazzino delle idee è uno spazio lungo in corso Cavour a Trieste, non lontano dal Porto Vecchio, uno spazio espositivo che appunto dipende sempre da ERPA e in particolare dal servizio di cui ho la responsabilità. È uno spazio espositivo, quindi lì non è un luogo diciamo che vada promosso come tale, come è il caso appunto di Villa Manin, ma è effettivamente un contenitore di mostre. Attualmente c'è spesso un contenitore di mostre di fotografia, perché ha assunto un po' questa specializzazione nel corso degli anni. Attualmente c'è una mostra che si intitola Malkovich, omaggio ai maestri della fotografia. È una mostra che invito tutti ad andare a vedere, perché sono certo che interesserà, affascinerà chiunque varchi la soglia del magazzino. Un fotografo americano che si chiama Sandro Miller ha utilizzato, ha sfruttato la straordinaria abilità mimetica di John Malkovich, l'attore, per fargli interpretare alcuni dei più celebri scatti fotografici del Novecento. Sono foto che chiunque riconoscerà, da Marilyn Monroe a, le gemelle di Diana Arbus e tantissime altre immagini celeberrime.
che appunto con straordinaria abilità Malkovich ha interpretato, che si trattasse di gemelline o che si trattasse di appunto di figure appunto apparentemente così ininterpretabili da parte di un attore come Malkovich. Appunto tutte sono state invece abilmente così, con una capacità mimetica strepitosa, rivisitate attraverso la plasticità del volto di Malkovich, ma soprattutto Sandro Miller ha anche saputo riprodurre nel dettaglio le tecniche fotografiche che sono state utilizzate da coloro che hanno inizialmente così scattato le fotografie a cui si è ispirato. Quindi diciamo, questa mostra, che adesso ho cercato di descrivere per quanto è possibile descrivere a parole un percorso visivo, è anche un'occasione per ripercorrere tutta la storia della fotografia del Novecento, ma è veramente un percorso affascinante e sono certo che chiunque appunto la visiterà ne rimarrà molto suggestionato. Ricordiamo ancora dove si trova il Magazzino delle Idee. È in Corso Cavour a Trieste, 2 passi dalla stazione e dal Porto Vecchio. Vi facciamo i nostri migliori auguri e ovviamente speriamo di vederci presto, ma sicuramente presto in Villa Manin con le nuove iniziative. Un buon lavoro ancora, direttore Guido Comis. Grazie, arrivederci, grazie.